Beh, diciamo che sono aumentate le nostre capacità di scoprirli in anticipo, quindi conseguentemente sono aumentate. Quindi la Guardia di Finanza sta cercando proprio di fare questo, cioè di agire e affinare le sue procedure per intervenire tempestivamente, bloccando, sequestrando tutti i profitti illeciti in una fase quanto più antecedente possibile. Ma questo perché? Proprio per difendere le imprese oneste, le imprese che adempiono ai loro doveri, che sono attualmente impegnate in una sfida anche di innovazione importantissima, e quindi una Guardia di Finanza a fianco di chi opera nella legalità e nella giustizia. Voi utilizzate molto i dati, incrociate molto i dati. Quanto vi sta aiutando l'intelligenza artificiale? Allora, noi l'intelligenza artificiale sicuramente è un fattore che stiamo sviluppando al nostro interno, perché è ovvio che, come in tutti i settori, l'intelligenza artificiale anche nella Guardia di Finanza potrà aiutarci molto. In ogni caso non dimentichiamo che a fianco a tutto ciò che di buono ci possono dare i dati e le macchine c'è sempre l'uomo al centro, perché la nostra capacità è quella di saper leggere, interpretare dati, contratti, transazioni finanziarie che molto spesso sono regolari all'apparenza, e quindi solo un finanziario preparato può andare oltre il dato che di per sé sembrerebbe perfettamente regolare. Un'altra cosa che lei ha sottolineato nel suo intervento, il trasferimento all'ex caserma Tommaso Salsi è diventato il nostro punto di riferimento. È un'esperienza anche di presenza nel territorio, ha detto, quindi possiamo dire che più le forze dell'ordine sono diffuse nel territorio, più c'è presidio. Assolutamente, è importante anche la sicurezza percepita, e proprio per questo noi, da quando siamo entrati nella nuova caserma, abbiamo potenziato quei servizi anche di pattugliamento in uniforme. Molto spesso i cittadini ci vedranno nei pressi della nostra caserma anche per dare un segnale. Insomma, dopo 20 anni di abbandono di quella struttura sta rinascendo, arriveranno anche altri enti, arriverà l'università. Intanto ci siamo noi e diamo sicurezza e garanzia a tutti i cittadini. Per quanto riguarda invece il trend economico, lei ha tracciato su dei dati mi pare della Banca d'Italia, e lei diceva giustamente che ci stiamo avvicinando verso il periodo di crisi. Ci dobbiamo preparare a fallimenti e chiusure. Diciamo che il tema dei fallimenti in questa provincia è un tema, perché è una provincia molto ricca e quindi ci sono anche degli appetiti di soggetti criminali. Però appunto c'è la Guardia di Finanza, i nostri dati lo dimostrano, stiamo agendo in sinergia ovviamente con la Procura della Repubblica e stiamo facendo quell'opera di pulizia, devo dire anche molto spesso aiutati proprio dai cittadini, dai lavoratori, perché ricordiamo che dietro fallimenti ci sono persone che lavorano, stipendi che poi non sono più erogati, e quindi anche i cittadini spesso ci aiutano con le loro segnalazioni e col loro operato a ricostruire questi fenomeni illeciti molto gravi.